ringrazio l'Ordine per l'invito che ho accolto con entusiasmo. Non capita spesso di poter condividere con i colleghi la propria pratica, le proprie conoscenze e in parte anche la propria storia. Lavoro nell'ambito delle dipendenze, mi fa impressione dirlo, sono quasi 30 anni. Ho visto un'evoluzione dei servizi, ho visto l'evoluzione della nostra professionalità, della relazione con le altre professioni e di volta in volta le varie teorie che sono passate dentro di noi e fuori di noi e che hanno trovato di volta in volta come interlocutore i pazienti con cui avevamo a che fare. È cambiato tantissimo la popolazione, quindi le persone che noi vediamo. Il CERT che conduco da 10 anni vede il 40% di cocainomani rispetto ai eroinomani. Cambia completamente il scenario, cambia anche il scenario che ci ha portato oggi la nostra collega un attimo fa. Non abbiamo condizioni così esasperate per quanto riguarda l'astinenza o la dipendenza a sostanze. Abbiamo a che fare con persone che soffrono e basta, punto. Allora, la cosa interessante dell'emozione non se ne parla mai. È alla base dell'uomo, della nostra vita, eppure non ne parliamo mai, in ambito professionale, in ambito scientifico quasi niente, fino a poco tempo fa. Abbiamo concentrato tutti i nostri sforzi sul piano cognitivo, pensando che effettivamente ragionando e coinvolgendo il paziente sul piano dell'astrazione, del linguaggio, dell'attenzione, eccetera, potevamo in qualche modo ottenere un cambio importante alla loro vita. Abbiamo sicuramente lavorato tantissimo sulla sintomatologia, ma non sulla profondità. Portare ora la cosa che mi piaceva, e quindi in questo momento posso dirla pubblicamente, finalmente posso parlare di quello che è il cardine, secondo me, della cura e quindi della relazione, ossia l'emozione. L'emozione, che è stata tenuta lontanissima dalla condivisione scientifica per tanto tempo, però se possiamo vederla, possiamo concettualizzarla come un aspetto importantissimo dell'esperienza umana, a partire per esempio dall'aspetto innato. Cioè il bambino, il piccolo uomo, quando nasce, è dotato di tutti gli strumenti fisiologici e corporei per poter esprimere l'emozione, per poterle riconoscere. È alla base della sopravvivenza e infatti l'elemento alto importante dell'emozione è l'aspetto adattivo. Senza l'emozione non saremmo in grado di sopravvivere nemmeno un'ora dalla nascita. Pensate che, immaginate la paura, no? Senza la paura cosa potrebbe essere la nostra vita? La nostra vita sarebbe un pericolo, uno dietro l'altro, e soprattutto l'incapacità di evitarlo. Cioè la paura è veramente un elemento adattivo fondamentale della vita, e così come tutte le altre emozioni. L'amore ci fa affiliare, ci fa mettere insieme, no? La tristezza ci fa sopportare le perdite e così via. È l'elemento espressivo fondamentale della nostra vita. Noi riconosciamo l'altro attraverso l'espressione, per esempio, del viso, o della posizione del corpo, della tonalità della voce. Senza questo sarebbe una vita morta, una vita per macchine. E invece, guardate quanto è importante l'emozione quando appare, no? Ci sentiamo meglio, ci sentiamo peggio, ma mai indifferenza. E infine l'aspetto comunicativo per eccellenza. Tutto passa attraverso l'emozione. Se non fossi emozionato in questo momento sarei qua a macinare parole e basta, no? Senza soffermarmi un attimo per prendere fiato, per poter pensare il modo giusto per poter dire le cose che voglio dire, no?
Allora, quali funzioni ha l'emozione? L'emozione media l'interazione tra individuo e il suo ambiente affettivo. Non è un ambiente neutro, è un ambiente affettivo. Noi dal momento in cui vediamo il mondo, anzi un po' prima, già cominciamo, come dire, a percepire e a esprimere e sentire quello che ci succede nell'impatto del mondo. Ed media tutte le interazioni. È una fonte primaria di informazione e di significato personale e posta alla base delle esperienze di autenticità e vitalità. Ho sottolineato questa parola autenticità. Se noi percepiamo l'autenticità quando riconosciamo che l'emozione, lo stato dell'altro corrisponde a quello che io penso che lui stia dicendo e dal punto in cui lo sta dicendo. L'autenticità penso che sia una delle cose che ci fa cambiare la vita nella relazione con un altro. Molto spesso ci separiamo dalle persone, ci allontaniamo o non le troviamo interessanti nel momento che diciamo questa persona qui non è autentica, fa finta, gli sto parlando e lui da un'altra parte, no? E soprattutto è vitalità e vita. Senza le emozioni siamo morti. Guardate che uno degli aspetti in questo momento che stanno emergendo nella sofferenza umana è proprio la mancanza di vitalità. Molto spesso abbiamo a che fare con persone che portano appresso il loro corpo, interagiscono, ma sentiamo, come dire, la devitalità o devitalizzazione, cioè non c'è vita. E poi l'emozione è un fenomeno poliedrico basato sulla neurofisicità e qui entriamo nell'ambito delle neuroscienze che ci hanno dato una mano fondamentale per poter pensare finalmente le emozioni. È incredibile, no? Le possiamo pensare in termini psicologici perché arriva tutta una serie di studi di neuroscienze che ti dicono effettivamente c'è un luogo delle emozioni, è l'emisfero destro, è il sistema limbico, ormai si parla dell'amigdala come parlare, che ne so, della partita Inter Milan. Tutti quanti conoscete cos'è l'amigdala? Sì, no? Interazione, no? Se no sono un automa, voi lo sapete bene. Comunque ne parleremo parecchio di sta amigdala. Cosa è successo anche nell'evoluzione nell'ambito delle neuroscienze? Si è passati dalla concentrazione dello studio dei processi cognitivi dell'emisfero sinistro, basati sul linguaggio e sulle funzioni motorie volontarie, a che cosa? Alle funzioni concrete di elaborazione emotiva del sistema limbico, nella parte destra del cervello e nell'asse dell'ipotalamo ipofisi surrene, cioè la regolazione dello stress. Voi sapete, no? Che quando stiamo male effettivamente c'è qualcosa che parte nel nostro corpo, in particolare nelle situazioni in cui ci sentiamo in pericolo, non ci sentiamo bene, che sono gli ormoni dello stress. Gli ormoni dello stress hanno una funzione adattiva incredibile, no? Ci mettono in azione, immaginate cosa fa l'adrenalina, no? Ci fa battere forte il cuore, il respiro aumenta, i muscoli si tirano e siamo pronti per fuggire o attaccare, che è una delle possibilità per metterci al sicuro. Le neuroscienze poi hanno spostato l'attenzione dall'emisfero sinistro e dall'emisfero destro. L'emisfero sinistro, lo sapete, no? Abbiamo visto, è legato al linguaggio, alle funzioni superiori, l'emisfero destro è legato a tutto il nostro sviluppo affettivo. Lì è concentrato appunto la parte dell'emisfero limbico, che c'è del sistema limbico, l'emisfero destro è in qualche modo connotato nella musica della vita. Cioè possiamo pensare una cosa ma le sentiamo quando passa attraverso di lì. Poi vedremo a parecchie funzioni. E poi lungo il neuroasse e ci siamo, come dire, interessati dai sistemi corticali della neurocorteccia, che è la parte più evoluta, e ai sistemi subcorticali, appunto il sistema limbico. E siamo passati quindi a studiare, ad approfondire dal sistema nervoso centrale a quello autonomo.
Importante l'acquisizione sulla simmetria del cervello, no? Questa simmetria è un meccanismo ancestrale nell'organizzazione neurale e si sviluppa non solo nel cervello umano ma anche quello dei mammiferi e non mammiferi. Immaginate da dove arriviamo, no? Cosa ci portiamo appresso nel nostro cervello. E quindi possiamo dire, come l'ha detta un neuropsicanalista che si chiama Score, l'importanza c'è stata una rivoluzione emozionale, finalmente, si è data l'importanza che meritava la nostra parte emotiva, affettiva, anche perché tutto sommato, cioè ne parliamo a livello informale dell'emozione, no? Parliamo sempre delle nostre felicità, delle nostre tristezze, delle nostre paure, eppure quando ci troviamo davanti il paziente pensiamo che tutti questi meccanismi, queste esperienze siano solo dall'altra parte. Ci avete mai pensato come il paziente vi guarda? E quando vi guarda cosa prova? Io all'inizio della mia professione, da giovani si fanno degli errori bestiali, però si hanno delle convinzioni incredibili su quello che si fa, no? Si hanno pochi dubbi e si apprende con poca esperienza, ma dovuta poi alle relazioni, alle persone che troviamo, una modalità di stare con il paziente. Cioè io penso che il paziente che mi vedeva mi diceva questa è una mummia, non parla, non si muove sopracciglio, non succede niente. Adesso la penso completamente l'opposto. Poi a livello appunto di questa rivoluzione l'importanza fondamentale dell'attaccamento nei primi 2 anni di vita. Grazie a tutti gli studi sull'attaccamento e sulla psicologia dello sviluppo abbiamo visto quanto ci sia una correlazione fortissima tra come veniamo tenuti in vita, come siamo curati e non solo l'aspetto psicologico ma soprattutto neurale. Il cervello cresce nella relazione. Se è una relazione buona si sviluppa in un modo, se invece è una relazione cattiva si sviluppa in un altro. Ci sono studi incredibili proprio che sottolineano questa grandissima differenza, che non è più un qualcosa che possiamo ipotizzare oppure osservarlo negli effetti, no? Postumi, no, si vedono. Si vede proprio come procede lo sviluppo di un bambino che è curato, amato, sostenuto, contenuto, è un bambino invece che soffre di traumi di abbandono, di trascuratezza. Adesso gli studi sono molto concentrati su questo concetto americano che è la neglect, no? La trascuratezza, che sono errori, come dice Diane Foch, di omissione, non sono errori di commissione. Cioè manca, come dire, anche una capacità, non solo l'intenzione di far male al bambino, non è quella l'intenzione, lì abbiamo l'abuso pesante, lì è l'inettitudine, l'incapacità, la carenza proprio, che vediamo che arriva poi dagli accudimenti precedenti. E poi, infine, quanto sia importante quel sistema di controllo dell'attaccamento, ormai sappiamo dov'è, è nella corteccia orbitofrontale dell'emisfero destro. Quindi l'elaborazione delle informazioni emotive non verbali, inconsce, olistiche e soggettive. Allora, pensate che la maggior parte della comunicazione avviene tra emisfero destro e emisfero destro delle persone, ossia la non consapevolezza. Noi, il nostro cervello, registra il minimo cambiamento nell'interlocutore senza renderci conto. E immaginate cosa succede su un vis-à-vis con i pazienti durante la relazione. Bisogna sapere queste cose, bisogna sapere, è fondamentale poter essere consapevoli di tutto quello che avviene nella relazione, nel qui e ora con il paziente. Cioè lo stacco, lo sguardo non deve mai mancare, lo sguardo è attenzione, lo sguardo è concentrazione, lo sguardo è coinvolgimento. Andiamo un po' avanti, volevo parlarvi un po' dell'emisfero destro perché è importante, questo qua perché c'è tutto il nostro cervello che sorregge la nostra relazione e nella nostra professione importante, noi con la nostra professione, con quello che facciamo, e qui la nostra responsabilità,
cambiamo le persone e le persone ci cambiano. Io sono cambiato col tempo, sono cambiato anche profondamente. Non ho subito dei traumi pazzeschi per cambiare, ma ho subito delle relazioni importanti della mia vita, delle persone che ho trovato e che mi sono nutrito del loro affetto, delle loro conoscenze, della loro vicinanza. Emozione e sviluppo. Allora, l'emozione è centrale nello sviluppo, no? Il neonato si sviluppa all'interno di interazioni con i caregiver, chiamiamo caregiver adesso, no? Colui che si prende cura, perché non ci sono solo le mamme. Grazie a Dio c'è qualcun altro che può intervenire in soccorso della mamma che non c'è, no? Una volta era più evidente nelle famiglie allargate, adesso un problema è che non sono le famiglie allargate, sono mononucleari, pertanto molte volte si interviene con un aiuto esterno che ha ben poco coinvolgimento emotivo e questo è un dramma perché è proprio nell'emozione che il bambino cresce e si sviluppa. Un inchino a Volpi che ha sopportato l'espulsione dal comitato alto della psicanalisi, ma che ritengo sia stato fondamentale, lo è tuttora, le sue intuizioni, i suoi studi hanno retto la ricerca e lo stimolo alla ricerca da parte di tantissimi psicologi e operatori che si sono messi là con pazienza, abnegazione, a vedere cosa succedeva nella relazione tra i bambini e le loro madri. Cioè, e lui in qualche modo attraverso l'attaccamento sicuro ci ha indirizzato qual è la protezione a qualsiasi malessere nella vita, cioè alla base della resilienza, l'attaccamento sicuro. Non ci può essere resilienza se non all'interno di un attaccamento sicuro. Andiamo avanti. E questo è un concetto fondamentale, la neuroplasticità. Allora, i neuroni si attivano insieme e si collegano insieme, non c'è un neurone che si muove da solo, il nostro cervello si muove compatto in parti e quando un circuito si attiva in modo ripetuto, in seguito ad esperienze ripetute, diventa uno schema predefinito. È una massa di neuroni che si risponde in blocco all'esperienza e in quel modo lì il cervello si specializza. Come si specializza questo cervello? Allora, se ci si sente sicuri, amati, il cervello si specializza nell'esplorazione, nel gioco, nella cooperazione. Cioè noi possiamo staccarci, possiamo esplorare il mondo, non solo in termini fisici, geografici, anche in termini mentali. Possiamo, come dire, affrontare la nostra storia, entrare dentro di noi, riflettere su di noi, perché quello che fanno i pazienti con noi in seduta è proprio un'esplorazione interna e questa esplorazione la facciamo bene se è possibile farla, se la sosteniamo. E allora cosa succede? Appunto che noi ci si specializza così, nella cooperazione stiamo bene insieme a fare un viaggio insieme, che sia appunto di conoscenza oppure geografico, e possiamo giocare, no? E invece, se siamo spaventati, indesiderati, cosa succede nel cervello? Si specializza che cosa? Nella gestione di sentimenti di paura e abbandono. Cioè ci specializziamo, come dire, in questo ambito terribile che è quello della paura o dell'abbandono. Cioè siamo in allerta. Cioè la nostra ricerca è quella di individuare elementi, segni, appunto che ci possono in qualche modo identificare il pericolo. E quindi qui volevo fare un salto. Ha parlato la collega della radice della psicopatologia, ora vi dico io cosa intendo per qual è la radice della psicopatologia. Allora, innanzitutto penso, proprio per questi studi della psicologia dello sviluppo e dell'attaccamento delle neuroscienze, che la psicopatologia, come dire, si affonda nel fallimento dell'ambiente emotivo dell'individuo. Che cosa serve l'ambiente affettivo? Serve per imparare, farci imparare, quindi aiuta
a far apprendere il modo di regolare le nostre emozioni, di non essere invasi dalle emozioni. Questo è il compito primario. Se fallisce questo, iniziano i problemi. Iniziano i problemi perché? Immaginate in maniera molto semplice, se un bambino non può far conto di colui che si prende cura di lui e che quindi riesce in qualche modo a contenerle nelle esperienze, come dire, emotive della vita, all'inizio stiamo bene o stiamo male, cioè è molto, come dire, bianco e nero la situazione. Però cosa fa? Il bambino deve, quando l'altro non risponde in maniera adeguata ai bisogni, si deve prendere carico di se stesso e la mente è programmata per fare questo. Come fa a prendersi carico di se stesso? Si scinde, si divide. Una parte di sé deve prendersi cura di quell'altra per poter sopravvivere. E per poter sopravvivere qual è la prima azione, secondo voi? È quella di mettersi in sicurezza. Il cervello è programmato per mettersi in sicurezza e quindi evitare le situazioni di pericolo. E per mettersi in sicurezza cosa deve fare? Deve attutire la percezione proprio delle emozioni. E da lì partono, a seconda delle vicissitudini della vita, tutti i problemi per quanto riguarda la consapevolezza di sé. Perché la consapevolezza di sé, il sé, prima di tutto è corporeo, si stalla sul corpo, è nella relazione che diventa psichico, ma all'inizio è solo corpo. In questo momento, proprio per le acquisizioni che abbiamo scientifiche, non possiamo più separare i tre ambiti, l'ambito psichico, mentale e corporeo. Sono intrecciati. Ogni aspetto dell'uno si riflette nell'altro e viceversa. Allora, ci sono ormai un'immensità di ricerche su quanto riguarda la correlazione tra ambiente e malattia. Cioè, nel 2011 abbiamo rotte scritte che dicono chiaramente che i maltrattamenti, abusi e abbandoni deviano la curva dello sviluppo cerebrale e da lì a cascata abbiamo il disturbo post-traumatico da stress, che se abbiamo tempo ne parliamo, il disturbo di personalità borderline, schizofrenia e depressione. Guardate che i primi due sono la maggior parte delle persone che io vedo in questo momento, sono proprio in queste due categorie. Pazienti borderline con disturbi di personalità oppure con disturbi post-traumatici. I traumi non sono solo i T grandi, quei T grandi da catastrofi o i reduci di guerra, che attraverso lo studio loro abbiamo capito tra l'altro un sacco di cose, e qui c'è Van der Kolk. Lo conoscete Van der Kolk? Quanti lo conoscono Van der Kolk? Bene, siamo pochissimi, però tutti voi dovete vederlo, dovete leggerlo, perché cambia veramente anche il modo di vedere le cose. Vi dicevo, siamo in quest'ordine qui di cose. Allora, la cosa un'altra che è importante, che le relazioni umane, quelle primarie, ma rimangono sotto traccia, perché l'emisfero destro funziona sempre. E, come dire, e ha un funzionamento suo proprio, anche se è coordinato. Cioè, quello che noi tendiamo nella vita ad avere scambi positivi e coordinati. Negli scambi positivi stiamo bene, ci sentiamo al sicuro, mentre negli scambi invece negativi ci sentiamo in pericolo. Tutto questo avviene col tempo, cioè alla fine, grazie a queste interazioni che noi abbiamo, riusciamo, come dire, a far sviluppare intanto il nostro cervello. Che cosa fa? Chiaramente comincia innanzitutto ad avere sempre più consapevolezza di sé, prima di tutto, e poi cominciamo a riconoscere l'altro. Allora, c'è una domanda dell'ECM, tra l'altro, su Fonagy, che poi ve la dico, che è il sé riflessivo. Cioè, che il sé riflessivo è un'acquisizione della mente incredibile, è la consapevolezza dello stato mentale altrui. Cioè, si riconosce l'altro, e se si riconosce l'altro, riconosciamo noi stessi. Questo è un passaggio fondamentale della nostra crescita.
Allora, a questo proposito, ci sono tutti gli studi, Tronic, qualcuno lo conosce Tronic? Alzate le mani, bene, oh, meno male, va? Sono tutte persone importanti, ma sono colleghi che hanno fatto dei lavori incredibili, dovete sapere queste cose. Allora, Tronic ha fatto tantissimi esperimenti sulla interazione madre-bambino precoce, in particolare l'esperimento della still face. Chiedeva alla mamma, nell'interazione col bambino, di fermare il proprio coinvolgimento emotivo, di fermare l'espressione del viso, ed è incredibile che all'età di 3 anni, di 3 mesi, cosa fa il bambino per riprendere il contatto con la mamma. Fa di tutto, si agita, ride, non può credere che non risponde emotivamente, e poi alla fine, e lo si vede benissimo questo, c'è il crollo della speranza. Cioè è incredibile, sono passaggi di secondi. E tutto questo, cari signori, cari colleghi, avviene nella relazione con i nostri pazienti. Ogni secondo in cui abbiamo relazione, contatto con loro. Queste cose qua dobbiamo saperle. Cioè io vi dico la verità, allora, c'è una grandiosa psicoterapeuta americana che si chiama Diane Fosha. Pochi di voi la conoscono, l'ho conosciuta un paio di anni fa, ma ha cambiato veramente la vita, il modo di lavorare. Il titolo della relazione di oggi è un atto mio di gratitudine nei suoi confronti, cioè lei dice il potere trasformativo dell'emozione è quello che ci fa cambiare e cambia le persone con cui abbiamo. A un certo punto della sua vita lei ha come dire, i suoi santi, è Winnicott, è la psicologia dello sviluppo, si è occupata tantissimo di psicoterapia dinamica breve, ma la cosa che ha detto che mi interessava a un certo punto, perché esistono delle sedute trasformative. Cioè noi possiamo andare avanti in terapia anche 1 anno, 2 anni, basta una seduta per sentirci cambiati, che ci cambia la vita. E lei si è concentrata su questo tipo di sedute. A un certo punto ha detto: io chiedo il permesso ai miei pazienti di filmare la loro faccia, ma soprattutto di filmare la mia, di filmare i miei cambiamenti in interazione con loro. Voglio capire cosa succede veramente tra me e loro. E lei ha portato dei video che sono sconvolgenti. Cioè il concentrarsi tantissimo su quelli che sono gli aspetti non verbali ed essere coscienti del proprio corpo, questo ti permette, come dire, di accedere, come dire, in un gioco a più livelli, di accedere in fretta ai livelli superiori, che al contrario, quello che si pensa, sono molto profondi. Andiamo avanti. Appunto questa Diane Fosha, lei suddivide gli errori interattivi in 2 parti, cioè per omissione e quelli per commissione. Per omissione è l'inadeguatezza e la trascuratezza, no? E lì cosa succede? Abbiamo la negazione e la inadeguatezza emotiva del caregiver, che si riflettono in che cosa? In evitamento, ansia e paralisi e trascuratezza. Cioè il problema dell'interazione è che noi mettiamo dentro l'altro. Se l'altro ci evita, noi impariamo l'evitamento. Se l'altro ci mette in condizioni d'ansia, la cosa che facciamo, per esempio, lo studio di Fonagy, che parte da Winnicott, era questo, che il bambino si adegua alla mamma. Se la mamma è spaventosa, io mi adeguo a mia mamma spaventosa facendo in modo di non spaventarla. E se sono le mie emozioni, i miei stati di bisogno a spaventarla, io imparo a non esprimerli. Questo ti porta, avete presente la lessitimia? Ultimamente molto di moda anche questa, no? Che l'incapacità di dare un nome alle emozioni, di sentirle, arriva da lì, dalla relazione primaria con la madre. Io non so quanto vado avanti. E poi ci sono gli errori interattivi per commissione, cioè questo è il caregiver, cioè chi si occupa dei bambini che sono i più disturbati, e da lì poi arrivano, come dire, i disturbi più gravi, no, della psicopatologia.
perché il caregiver si mette con paura e terrore, non solo, ma, come dire, all'espressione delle emozioni e quindi dei bisogni del bambino. Il bambino subisce umiliazioni, offese. Avrete presente quelle madri che dicono: ma dai, ma che cosa piangi, no? Ma cosa c'è da piangere? Ai maschi gli si dice sei una femminuccia, o alle femmine gli si dice, che ne so, non fa da cretina, no? Reagisci, oppure biasimi, rifiuti, punizioni. E tutto questo, cosa succede lì? Non abbiamo nessuna regolazione, perché guardate, la regolazione è incredibile, cioè è una disposizione innata che noi abbiamo a regolarci tra di noi. Nella interazione noi arriviamo a regolarci il 30% del tempo, il 70% che rimane è per arrivare lì a stare bene. Se voi immaginate quanto stiamo tranquilli, calmi e sereni, facciamo un esempio, un'ora con l'altro, no? O con la nostra moglie, il nostro marito, il nostro compagno. La situazione di calma e di tranquillità non è costante nemmeno nelle migliori situazioni. Noi perché questo? Perché è un esercizio costante del cervello. Siamo costantemente tesi a riequilibrare e così come si riequilibra, si squilibra la situazione. Alla conclusione andiamo. La conclusione non so come finire, penso che la situazione è questa. Guardate, io ho cambiato completamente il modo di lavorare. La prima cosa che penso quando sono con i pazienti è quella di metterli in una situazione di sicurezza e non di agitazione. Non aspetto che si agitino, arrivano già agitati, arrivano pieni d'ansia, arrivano pieni di preoccupazione. E sono tutte persone che arrivano da questa situazione loro, di assetto psicocorporeo, di forte agitazione, di forte emergenza. Si perde tempo, non li aiutiamo per niente a mettere in situazioni invece di ansia per vedere l'effetto che fa. Vediamo che disturbi ha, vediamo come si muove. No, la prima cosa è di metterli in sicurezza. La seconda cosa è di condividere l'emozione, ma l'emozione è soprattutto corporea all'inizio. Cioè noi abbiamo a che fare quasi sempre con persone che non sentono l'emozione, non sanno dare significato. E allora, siccome alla base, e qui vi portavo prima tutti i lavori l'emozione viscerale è corporea, la prima cosa che si fa al paziente è dire come ti senti. Ah, mi sento preoccupato. E dove ti senti preoccupato? C'ho un male qua. E qua cosa senti? E da lì parte l'interazione. Cioè non c'è cosa che ci faccia sentire bene quando uno ci pensa, si prende carico di noi, no? Perché condividi, la condivisione ci porta, guardate che ci sono studi interessanti, che il primo meccanismo per mettersi in sicurezza è la coesione sociale e avviene attraverso tutta la via vagale. Quella ventrale, vagale, noi siamo fatti per mettersi in relazione. Avete presente gli animali quando sono in pericolo? La prima reazione è quella che si guardano, no? E lo sguardo, la faccia, ci connette. La seconda cosa che fanno, se il gruppo non funziona, attacco e fuga, lì c'è la scarica adrenalgica e si scarica. La terza possibilità è il crollo, è il collasso. È come dire, questa cosa qui è gerarchica, il cervello funziona per gerarchia, dalle parti più evolute alle meno più evolute, quindi corticale, sistema limbico e via lungo l'asse corticale, ed è così che avviene nella relazione. Vi dicevo che poi chiaramente arrivano molto difesi, perché di fatto le difese psichiche ci servono per sopravvivere. Non c'è nessuno senza difesa, il problema è che alcuni sono più difesi di quell'altre. Allora queste sono modalità per allentare le difese. Le difese sono strategie cognitive e emozionali, non è che siano solo emotive le difese, delle volte sono proprio cognitive. E le difese appunto sono che cosa? Rispetto alle emozioni, l'ansia, perché io lavoro in questo modo qua. È una coordinata fondamentale che da una parte è la sicurezza e dall'altra è l'ansia.
La sicurezza fa prendere, l'ansia no, l'ansia ti fa difendere e basta. La teoria dell'attaccamento dice una cosa importante: ci sono 3 sistemi di attaccamento. L'uno è l'attaccamento, che è il bisogno primario di legarsi, no? Abbiamo visto, e più è sicuro meglio è. Il secondo è l'accudimento. Anche il sistema di accudimento è innato. Cioè noi cosa facciamo con i pazienti? Noi stiamo su un accudimento. Se funziona bene l'accudimento, l'attaccamento è sicuro, possiamo andare al terzo sistema dell'attaccamento, che cos'è? L'esplorazione. E quindi possiamo scendere poi nei vissuti sempre di più. Ma se non, come dire, partiamo dall'inizio di rendere sicuri la relazione, non possiamo poi scendere. Rimaniamo solo su un ambito difensivo, oppure troviamo quel bambino che si adeguava alla mamma, facendo quello che la mamma, supponendo di fare quello che la mamma voleva, così ci troviamo dei pazienti che scimmiottano, no? Il paziente, per esempio, ma lo senti che non c'è, no? Conto? Abbiamo finito? Qualche minuto? Ok, dai, allora vediamo un po' cosa posso dire. Altra cosa che ho imparato, che dalla neuroplasticità e non solo, che è, abbiamo una predisposizione biologica al self-writing, cioè siamo predisposti per riaggiustarci. Credibile, no? Ma questo lo si vede in pazienti, per esempio, che ne so, colpiti da ictus o vari traumi. Il cervello a un certo punto si rimette in moto, e il cervello si rimette in moto con una buona relazione, tra l'altro. Fonagy dice che una relazione buona di attaccamento ci salva, perché, come dire, rimane, come dire, questa opportunità grande della resilienza, cioè quello di affrontare i momenti difficili. Ci sono bambini che hanno affrontato situazioni drammatiche, no? Adulti che le hanno affrontate da piccole situazioni drammatiche, eppure a un certo punto sono riusciti, come dire, ad affrontare la vita, con problemi però a reagire. E quindi questa cosa qua, guardate, noi siamo psicologi, questa cosa qua la sento profondamente. Possiamo proprio incidere su questo self-writing negli altri e noi stessi. Dico solo una cosa, citando Diana Foscia, che diceva: io ho pensato a quando faccio fatica a lavorare, no? Se io lavoro bene con il paziente, non vado via stanco, vado via felice, vado via sereno, è quando non lavoro bene con lui che vado via stanco. Ecco, con questa cosa finisco, perché la sento proprio profondamente. Ecco, grazie.